calcio. Il calcio può essere così, può essere spettacolare, può essere pieno di talento, pieno di mentalità. Però c'è anche chi dirà, e magari anche nei commenti, questo non è calcio. Se hai preso 5 gol, se ti fai prendere 4 gol, vuol dire che qualcosa non è andata. Ed è tutto qui. Ed è tutto qui. Dove vogliamo andare? Se vogliamo andare in una direzione che favorisce lo spettacolo, oppure favorisce il risultato, la paura del risultato, perché poi il risultato arriva lo stesso. Una di queste due squadre che hanno comunque giocato a viso aperto, hanno rischiato, hanno accettato gli uno contro uno, una di queste il risultato lo farà. Quindi non vuol dire che non si può fare il risultato così. Ho voglia, sono tentato di fare l'analisi tattica di questa partita. Fatemi sapere nei commenti se domani vi può interessare una cosa del genere, proprio con gli screenshot, tutte le cose, perché un po' l'ho vista da telefonino, il finale l'ho visto da TV. Mi sfizierebbe, visto che non abbiamo esempi di questo tipo, anche per capire dove si può far meglio, se si può far meglio, se ci sono dei difetti di questo calcio spettacolare dove si segna a raffica, anche per vedere questo. Fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like se comunque a prescindere vi siete divertiti, perché se io devo scegliere tra un estremo opposto, io scelgo questo qua, cioè dove vedo il talento, vedo la giocata, vedo la rete che si muove, perché il calcio è la rete che si muove. Non è interventi difensivi, tutti a terra, no, perché altrimenti di 0-0 ci lamentiamo dello 0-0 di Milan e Juventus, e io non me la sento di lamentarmi di un 5-4 tra PSG e Bayern. Ho scritte grandi, vedi? E di solito le scrivo piccole. Il Bayern 57% di possesso palla, perché alla fine hanno più attack momentum in una fase della partita, però si sono guardate in faccia, attacco io, attacchi tu. Il Bayern ha cercato di consolidare un pochino di più il possesso, il PSG molto più verticale, subito, se recupero il pallone subito vado sulle punte o sugli esterni. C'è un esterno col numero 7, tenetelo d'occhio, secondo me potrebbe diventare un buon giocatore. Media età del PSG 25 anni, 28 quella del Bayern, e questi sono un po' di numeri spiccioli. Riviviamo i gol insieme, così mi ricordo anche io. Il primo rigore di Kane, non so a quanti gol è arrivato, è sovrannaturale segnare con tanta continuità, è incredibile. Rigore netto, poi si discuterà sull'altro rigore, perché in TV dicevano ma non lo so, forse è un po' generoso. Poi segna questo Kvaratskhelia, non lo so, veramente non ho idea, penso sia georgiano, mai sentito, da dove è uscito, dove l'hanno preso, incredibile. Sposta il pallone, quel tanto che gli serve per trovare quel minimo spazio per il tiro a giro, però quello là non quello alto, quello proprio per andare vicino al palo, giusto per allontanarsi da Neuer e rientrare in porta. Segna di testa Neves e il PSG quindi ribalta subito il risultato, ma non si ferma il Bayern. C'è una frase che il nostro Enzo ha detto nel gruppo Telegram, che mi ha ricordato una frase di mio padre, che lo diceva sempre, i tedeschi non muoiono mai. Con i tedeschi, anche se sei in vantaggio di 3 gol, non ti devi mai considerare sicuro, perché ti verranno sempre addosso e ci crederanno fino all'ultimo secondo. I tedeschi, ed è così, perché poi loro non si fermano, fanno il 2-2 con Olise, che decide di disegnare di potenza. Io in copertina metto questo giocatore sconosciuto che non ho mai sentito prima e ci metto Olise in versione Hulk, da Hulk, perché l'ho fatta prima la copertina, ho messo 2 giocatori rappresentativi, avrei potuto mettere chiunque, perché se ci metti un Neuer, se ci metti un Kimmich, Luis Diaz, visti gli altri che hanno forse più nome, più hype, ma Luis Diaz fa impressione, fortissimo, aiuto, e altri che possono essere considerati più gregari come Stanisic, come Leimer. Davis poi viene tirato fuori, Davis aveva il nome perché era il giovane che stava uscendo fuori,
E dall'altra parte Dembélé e Vitinha, e c'hai Doué, e c'hai Nuno Mendes, che io ritengo il terzino sinistro più forte del mondo. Olise se n'è andato da tutte le parti. Rende questa prestazione di Nuno Mendes, lo rende meno forte? No, semplicemente se di fronte è un avversario che è più forte di te. Io poi questa maglietta non l'ho fatta nemmeno apposta, vi giuro, è la mia band. Si chiama Paris New York, non l'ho scelto nemmeno io, la mia band. Non lo rende scarsa su Nuno Mendes, rende semplicemente meraviglioso, è in grande forma, è ispirato, uno che se ti punta sulle nuvole come Olise se ne va, se ne andrà. Quindi devi trovare degli accorgimenti dopo il dribbling devi tenere presente che lo fa e riuscirà a farlo. Infatti prendono un palo dove se n'era andata la palla, belle buone, tu pensi che sia uscita, non è uscita. Olise riesce sempre a mettere un piedino. Però arriva il rigore di Dembélé, forse c'era un rigore prima per il Paris Saint-Germain perché gli tira proprio forte e secondo me poteva essere più rigore quello che non il secondo. Ma le polemiche onestamente stanno a zero perché non sono le nostre squadre, ci godiamo lo spettacolo e secondo me il futuro è questo. Meno accanimento con le nostre squadre, accaniamoci sulle nostre squadre perché non lo possiamo decidere, se viene da dentro non lo puoi decidere. Però queste partite qua, godiamocele per quelle che sono. Quindi Dembélé segna il rigore 3-2. Secondo tempo Kvara ne fa un altro. Chi è Kvara? Ah, era quello che mi sono ricordato. Era quello che era stato panchinato da Neres e che Conte comunque non sopportava più perché è un giocatore che poi è andato a fare le vacanze a Parigi perché a Parigi sarebbe stato panchinaro e non avrebbe comunque giocato. È inutile, è andato a prendersi lo stipendio, ma non è... Io vi dissi una cosa di Kvara, di questo ragazzo abbiamo visto ancora niente. Avevo la sensazione netta, vista la sua mentalità, visto il suo essere atleta puro, perché lui è chiesa e campo, ed si vede proprio, senza fronzoli, senza 1000 tatuaggi, senza niente, è proprio è quello che se prende un pallone da basket e tira 2 o 3 volte, comincia a fargli i 3 punti. Mentalità da atleta. Se alla mentalità da atleta ci aggiungi il talento che devi avere, escono questi giocatori qua. E la sensazione è che facendo un salto in una squadra dove hai molti talenti accanto a te, non puoi far altro che crescere con un allenatore bravo, non puoi far altro che crescere e migliorare ancora. E non mi interessa nemmeno la fase difensiva che fanno tutti. Ragazzi, ho visto Olise difendere su Kvara. Non è quello. È il saper crescere sui tuoi punti di forza, cercare di smussare quelle che sono le debolezze che ognuno ha. E poi ne abbiamo visti i giocatori di talento che non arrivano perché non hanno quella mentalità, non fanno gli atleti. E abbiamo visto giocatori che ce la mettono tutta, che si allenano come i dannati, ma senza il talento. Poi tu provi a fare il tiro al volo che fa Kvara e va a finire in curva. E invece se ce l'hai, con un grande allenatore che sa come sfruttarti, è capace... No, un pallone d'oro potrebbe uscire da queste due squadre perché una di queste due andrà in finale e se poi la vinci te lo giochi, insomma non lo so. Palo gol di Dembélé, bellissimo, con Neuer che è uno dei portieri più forti del mondo, ma un po' di età probabilmente si sente, impiantato a terra. 5-2, ora sul 5-2, semifinale di Champions League, che fai? Ti metti dietro a coprire il risultato così? No, continui a giocare e se devi prendere qualche contropiede, qualche cosa, lo accetti. Ma sapete perché? Perché quella è la mentalità, non c'è la mentalità di ce le abbiamo, non li fai 5 se non hai quella mentalità là e allora lo devi accettare e credo che anche il tifoso lo debba accettare. Non lo so se i tifosi del Barcellona sono insoddisfatti di una squadra che difende comunque alta ma che sta stravincendo la Liga. Non lo so se il tifoso del PSG è arrabbiato stasera. Io penso che si siano divertiti allo stadio. Poi, se non arriva il risultato, sti gran cazzi, onestamente, perché non entrano a noi. Deve essere uno spettacolo, e che sia uno spettacolo.
e allora arriva il 5-3 di Upamecano, arriva il gol in prima chiamato fuori gioco di Luis Diaz, Kane fa un passaggio che Andrea Pirlo lo guarda e dice caspita, e Kane è un numero 9 che quando si abbassa tra i centrocampisti, si abbassa addirittura in difesa, alza la testa a un lancio che è da quarterback. Ragazzi, ma che meraviglia! E poi, quindi siamo 5-4, Maiulu prende una traversa, quindi sarebbe potuto essere addirittura 6-4. Talento e mentalità. Decidiamo noi se ci piace questa roba o no, può anche non piacere, figuratevi, a me fa impazzire, perché vedo i gesti tecnici, vedo gente che accetta quest'altra parata di Safanov su Olise, che avrebbero fatto questo poteva essere il 2-0, e qua si può dire che se l'è mangiato Olise la parata, perché secondo me mirava a metterla in mezzo alle gambe, ma abbiamo sentito da Capello che Olise fa i gol alla Polità, e allora vuol dire che da New York, Valerio Fiuto è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi sfizia un'analisi tattica con screenshot e con cose approfondite. Questa che Fresh Mo studio come si dice, ve lo faccio sapere.